E così, intanto è una buona occasione quella di ritornare sempre come da tradizione a Hospitality Sud per avanzare anche quelle che sono le nuove sfide del nostro settore, che sono tante. Lei giustamente prima parlava di regolamentazione, ecco, questo settore probabilmente è il più regolamentato in Europa, tenuto conto che sono stati introdotti i codici regionali, fatte nuove leggi regionali e addirittura il codice nazionale. Da maggio ci sarà inoltre anche il codice europeo per le strutture ricettive che si promuovono attraverso le piattaforme. Oggi la sfida è sui territori per avanzare quella sostenibilità tanto richiesta, ma che necessita anche di analisi effettive dei dati, ed è quello che faremo qui ad Hospitality Sud in occasione del convegno che abbiamo organizzato con gli esperti. Verificare l'effettivo impatto extraalberghiero sull'abitabilità e sulle residenzialità, perché vi sia un turismo sempre più sostenibile e in linea con le sfide anche ecosostenibili che ci chiede il mercato.